Senti, ma io ci tenevo a farti parlare del tuo sodalizio con Silvio Soldini, anche perché nel cinema italiano è uno dei sodalizi più importanti. Poi avete fatto, se non mi ricordo male, 11 film insieme? No, meno. Meno? Abbiamo fatto 20 anni insieme. Lui non è che uno che fa tanti film all'anno, anzi no, ne fa uno ogni 3 anni di media. Quindi io direi 7 lungometraggi. Lui ne ha, credo 7 lungometraggi e un corto, se non ricordo male. Comunque il nostro sodalizio si è interrotto ormai 10 anni fa. È durato una ventina d'anni, che è abbastanza un record comunque, perché capita, 20 anni sono tanti, e poi niente, basta, e poi è cambiato, come ci si separa anche, lo sento ancora, se siamo in buoni Non rapporti. avete litigato come Hitchcock e Herman, no? No, litigare no, è chiaro che quando smette un rapporto c'è un attimo, no, di frizione, ma assolutamente super, diciamo, contenuta, ma praticamente inesistente. Magari c'è un po' di freddezza di rapporti i primi periodi dopo, subito dopo, ma dopodiché ognuno faccia il suo, insomma, non è quel. Poi non è che uno può pretendere che di fare film per 30 anni o 40 anni con una. E viceversa, anche vale, chiaramente. Quindi questo sodalizio è durato tanto, è stato importante, credo che abbia fatto crescere sia lui che me alla grande, per certo, a me perché ha fatto capire, tra l'altro, che cosa vuol dire il senso della rinuncia, della riduzione del proprio ego per servire un film, soprattutto nella riduzione proprio della scrittura, della presenza della musica in scena. Cioè, se adesso io penso, noi ci siamo risentiti Massimo per la pubblicazione, no, della ultima colonna sonora del sequel di Estomago, film brasiliano del 2007, che adesso sta per uscire in Brasile, Stomaco 2, dove di musica ce n'è tantissima, ma tantissima, proprio perché è un regista a cui piace la musica e la vuole proprio presente e così via. È proprio questo è Soldini, questo è Marco Giorgi, sono uno il contrario dell'altro. Ecco, Soldini mi ha fatto capire anche proprio il gusto della pausa. Per esempio, molti allievi, ma me ne riconosco anche io, molti noi compositori, compositrici, abbiamo un po' l'horror vacui, no? Pensiamo ai film americani, specialmente quelli Marvel piuttosto che quelli blockbuster, anche Nolan. Porca miseria, la musica c'è dal secondo 1 al secondo finale, a volume spesso ingiustificatamente alto, perché dici, ma perché se uno, scusate, va al cesso deve esserci la musica del bombardamento della Bastiglia? No, non si capisce, non c'è mai un senso di pausa, di respiro, e come diceva Charles Ives nella sua famosa, dopo il primo movimento della quarta sinfonia, dove faceva suonare 3 orchestre contemporaneamente, lui diceva, ecco, il secondo movimento è to rest your ears, per riposare le tue orecchie. Cioè, se tu non fai riposare le orecchie, non apprezzerai mai l'intervento successivo. Quindi, torno a Soldini, l'idea della pausa, della rarefazione per arrivare, no, poi ad avere un momento musicale che è ancora più riconoscibile. Mi ricordo una frase fantastica di Aldo Descalzi, carissimo amico, che a proposito della colonna sonora di Giorni e nuvole, con Albanese e Margherita Bui, sempre di Soldini, dove di musica non ce n'è tanta come in tutti i film di Soldini, ma in quel caso, in quel film ce n'è veramente pochina, appare qua e là. E mi chiamò Aldo dicendo, ma secondo me questa colonna sonora tu potresti vincere il David, perché ero stato candidato, no? E dico, ma la vedo difficile, lascia perdere la qualità o meno, perché è proprio poca, è difficile che anche i giurati si accorgano di così poca musica, perché uno per votare la deve sentire, caspiterina, no? E lui mi disse, è poca, ma quando arriva non c'è storia, ti si pianta nel cervello. E quello mi ha fatto pensare, rispetto alla, diciamo, estetica dei film di Soldini, questo senso della rarefazione, della pausa, e che fa sì che quando c'è veramente è perché serve, perché il famoso discorso anche bressoniano, no? Di quello che la immagine deve bastare per se stessa, la musica è solo una qualcosa che aiuta l'immagine. Ma se tu hai bisogno di musica per aiutare le tue immagini, vuol dire che le immagini non sono sufficienti e quindi hanno un bisogno, no? È un po' come se tu avessi un brufolo in faccia e ci devi mettere un chilo di fard per invece se hai già
tra virgolette un bel viso, un viso interessante, molto più interessante come definizione appunto, ecco che se fai 2 ritocchi hai una scultura molto definita e interessante. E la musica, per me, per quello che io amo molto di più i compositori che tendono a non coprire, e i registi che non vogliono musica per tutti i loro film. Non amo molti bombastic, appunto il Nolan Ultima Maniera mi rintrona, e io sono uno che va a vedersi i concerti metal anche a 60 anni, quindi non è che sono il fighetta milanese che va a sentirsi i concerti nei salotti, no, vado alla gente che li vedo pogare, dico aiuto, aspetta che mi allontano un po', esatto, con le orecchie crepate, io sono ancora così, sono ancora un po' grunge, no? Però adesso questo per dire, ma è giusto e doveroso che a un concerto di math metal io per un'ora vengo investito da un tunnel sonoro, ma questa non è la stessa cosa che secondo me deve accadere in un film. Può arrivarmi questo mondo sonoro, ma ogni tanto io devo un attimo riprendermi per essere di nuovo pronto al affrontare nella maniera più ideale, no? È che probabilmente questo mondo che anche Nolan richiama e che molti film della Marvel richiamano è un mondo molto videogamaro, passatemi il termine, perché io non amo i videogame, cioè non li faccio, però i miei allievi li fanno e fanno tesi sui videogame e io vedo come sono. È musica e immagine a cannone per tutto il tempo, a parte rarissimi videogame di nicchia, eccetera, però è musica a cannone, super bombastic, ipersinfonica, di sinfonica tratto tutto di traccia ottocentesca o fine ottocentesca, quella proprio da orchestre berliosiane e via discorrendo, e che sottolineano momenti in cui la gente si dà un sacco di mazzate. A me di questo interessa abbastanza poco, mi interessano più film o serie TV in cui il rapporto tra musica e immagine è più profondo e più sottile. Faccio subito un esempio, secondo me tra i nuovi volti sorprendenti nel film Poor Things di Yorgos Lanthimos arriva Jerskin Fendris che non conosce nessuno, neanch'io, non mai vedo sto nome e dico ma chi è sto qua? E vado a capire, vado a analizzare che è un musicista inglese di 28 anni che non ha mai scritto una colonna sonora nella sua vita, che 3 anni prima ha fatto un disco di elettropop, ma di elettropop vuol dire di canzoncine pop elettroniche, e che ti fa una colonna sonora per Poor Things che è talmente puntuale, scritta tutta di musica, diciamo, con strumenti tradizionali, sembra musica classica contemporanea, così, passatemi il termine, comunque avvicina a quel mondo lì, che è talmente puntuale nelle immagini, per chi non ha visto il film, è una musica incollata al personaggio principale, che è una donna adulta con un cervello di bambina, e che quindi sta studiando, rimparando a come essere adulto e essere donna. La colonna sonora, dal minuto 1 fino a quando lei donna lo ridiventa, è una musica che prima è tutta stonata, fuori fuoco, è tutta goffa con i suoi movimenti, e poi piano piano si trasforma e diventa sempre più ricca, armoniosa. E ho detto, ma questo dove l'hanno tirato fuori? Che era uno che faceva le canzoncine pop e i video glam fino a 3 anni prima. Ecco, questa è stata Jerskin Fendrix. Tenete a mente il suo nome perché secondo me, quando lo risentiremo, se non è stata una meteora impazzita, è uno da seguire. Senti, io mi riferisco un po' al primo autore che tu hai citato all'inizio dell'intervista, che è Ennio Morricone. Mm-hmm. Ennio Morricone diceva sempre che la musica parte quando parte dal silenzio e va a morire nel silenzio, perché è la musica migliore in assoluto. Mm-hmm. Poi lui diceva sempre che quella più bella, tra virgolette, per le immagini è quella che è funzionale ma che non si ricorda e non si sente. Questo lo dice lui, che sembra un contrasto. Infatti, perché tutte queste cose ti si piantano nella testa come poche. Bravissimo. Però tu questa cosa, devo dire, avendo ascoltato, avendo visto i film che hai fatto con Soldini, ma non solo quelli, devo dire che l'hai messa sempre molto in pratica, perché poi tu hai sinfonismo, hai world music, hai musica folclorica, se così si può definire, c'è del pop, c'è un citazionismo che passa, che ne so, dal Sud America al nostro Mediterraneo, c'è di tutto. Elettroacustica. Lo metto anche nelle mie sperimentazioni, le acrobate, Morricone, no? Anche bravissimo. Le acrobate è tutta una suite, esatto, per voci e violino. Quindi c'è un grande sperimentalismo, però in tutto questo non hai dimenticato una cosa fondamentale,
che forse molti quando sperimentano dimenticano. Il tema. Il tema. Esatto. Quindi per te è fondamentale il tema. Allora, non è fondamentale, mi viene fuori. Allora, il punto è il solito discorso. Io anche quando ho fatto musica sperimentale assoluta, ho sempre avuto questo pallino. Anche nelle opere, e ne ho fatte di radicali, piuttosto radicali, ci sono dei momenti in cui anche diciamo l'inclita può arrivare vicino senza non essere colto in maniera assoluta, può arrivare a toccare un'opera sperimentale perché gli do delle chiavi di accesso, ok? La stessa cosa secondo me vale nel tema. Io ho anche un approccio sperimentale. Se però mi aggancio magari a una struttura tematica che io spero non banale, me lo dico io, me la racconto io magari, non banale eccetera, però che sia un momento anche piccolo con cui io posso agganciare lo spettatore, non necessariamente l'addetto ai lavori, ecco che lì secondo me sono riuscito a trovare quello che a me interessa, ok? E quindi il tematismo, Marcos Jorge, che è il regista dei 2 film di Estomago, quel fetentone, non voglio dire altre parole perché è un carissimo amico, però è un vero fetentone, vi dico solamente cosa mi ha combinato come temporary soundtracks nell'ultimo film. Siccome mi ha chiamato un po' tardi perché ha avuto casini di produzione, e come tutte le volte quando chiami tardi il compositore vuol dire che il montaggio è già un pochino avanzato e hanno già usato musica di altri a lungo, e si stanno vedendo a lungo, no, della musica, o comunque la stanno sperimentando e per fare la messa in fila per vedere, e mi hanno messo simpaticamente Morricone, La battaglia degli Algeri, C'era una volta in America, e aspetta, ce n'era anche un di Hateful Eight, 3, Nino Rota, Il Padrino, Peter Pan, e aspetta, ce n'era anche un altro. Chiaramente sempre Morricone, Cittadino di sopra il sospetto, cioè musichette così proprio, no? Ecco, io gli dicevo, ma Marco, scusa, ma sei un bastardo perché ci parliamo così? Cosa cazzo mi fai? Cosa mi combini? Cioè io devo inseguire tutte queste cose qua, e no, perché guarda lì come è venuto bene, come lega, no? Diceva, vabbè, ma cazzo. Allora dicevo, va bene, cercherò. E lui per blandirmi cosa diceva? No, ma poi Giovanni, ma come scrivi i temi tu? Non li scrive nessuno, c'hai una vena tematica pazzesca, stupiscimi. Lo diceva sfottendomi, chiaramente, cioè dicendo, provocandomi più che sfottendomi, però è vero che anche appunto un regista che ama tanto la musica ha riconosciuto questo mio tematismo all'interno dello sperimentalismo. Ed è quello con cui io insisto, e nei miei allievi e allieve è difficilissimo da trovare, ma ne parlo con i miei colleghi, magari sono bravissimi a creare atmosfere ambient perfette, quei timbri precisi, masterizzati perfettamente e così via. O gli dico, ma mi fate sentire nelle temporary sounds, io ve lo sto chiedendo io, mi fate sentire un tema che finisce sto cortometraggio e noi lo cantiamo tutti insieme, per cortesia? Allora ogni tanto qualcuno lo fa, infatti gli dico blocca, e dico guardo tutti e va, cantatemelo, si guardano un po' e gli dico non è così, ah no ma certo, sì, e quello la canta e dico pam, blocco, cantatelo, no, perché non è, perché in difesa gli allievi dicono, no, ma a me sembrava assolutamente, io ho messo quell'accordo quartale sotto, perché no, tutto in scrittura, no, perché lì ho fatto quella cadenza, no, e lì il tema non si ricorda, perché è storto, è contorto, fermiamo, qualcuno lo sa cantare? Proprio vuoto, si vede l'encefalogramma piatto di tutti gli allievi, me compreso, e vuol dire che non ci sei riuscito. Quindi uno degli aspetti, la scrittura tematica, che non vuol dire fare la 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 la, non vuol dire fare Charlie Chaplin necessariamente, ma vuol dire avere un senso della song, nel termine inglese, quindi più alto più alto della nostra canzone, proprio la vera song, che loro, anche per un pezzo normale è song comunque, anche non cantato, e quindi avere un momento tematico, se necessario, il compositore o la compositrice di musica applicata deve saperlo fare, non ci sono santi, e Desplat per esempio è uno che, se invece se esco dal film Tenet piuttosto che
come si chiama l'ultimo? Oppenheimer. Io non mi ricordo niente, mi ricordo un gran bordello da cui spesso io mi sono dovuto difendere acusticamente, proprio con le manine così, dico, la miseria, ma buonino! Cioè, come se uno mi versasse sempre roba addosso, stai calmino, non è necessario tutta sta roba. E però il grande Ennio, che per me è stato, ripeto, il più grande compositore del mondo di tutti i tempi, punto a capo, quando dice che la vera musica, che è quello che affermano anche i critici di cose, è quella che sta lì, che è perfetta e che non si sente, no? Perché ci sono poi le metafore gastronomiche in cui si dice è come se io mangiassi una torta e cominciassi a dire buone le fragole, è buono il burro, è buono. No, la torta è buona perché tutti gli elementi, gli ingredienti sono giustamente equilibrati, no? E io mangiando la torta dico buona. Poi magari possiamo discorrere se la fotografia, la musica, i costumi, eccetera, eccetera, sono particolarmente efficaci. Però il film non ci si accorge della musica. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Però che Ennio Morricone mi venga a dire che lui scrive la musica perché la gente non se ne accorge, non è vero, è la balla, perché scrive dei temi talmente, tra l'altro, lui aveva dichiarato che per scrivere un tema particolarmente efficace bisognava usare il maggior numero di gradi contigui, no? Di gradi congiunti, perché le persone si ricordano maggiormente i temi con i gradi congiunti piuttosto che quelli con i salti. Questo quindi aveva anche tutto un suo sistema preciso, estetico, per far sì che questi temi ti si impiantassero nel cervello e ti accompagnassero fino alla morte. Del resto, se io dico a mia madre novantenne, cittadina di subito sospetto, lei parte e me lo canta all'istante, cioè vorrà dire qualcosa. Quindi che la musica da film non sia avvertibile e che sia solo perfetta, va benissimo se è perfetta e non è avvertibile, ma spesso e volentieri se uno scrive bene un tema, quello ce lo si ricorda e come, e va bene lo stesso, cioè anche meglio, è una cosa in più, secondo me. Infatti, e sono d'accordo. Senti, ma allora, a proposito di temi, a proposito di leitmotiv, qual è uno di quelli che tu hai scritto, ma non solo per Soldini, certo, nel tuo rapporto con le immagini, che vorresti che ascoltassero chi ci segue, chi ti sta ascoltando, chi ti sta vedendo, ma magari chi è incuriosito poi dalla storia di Giovanni Venosta, per entrare nel tuo mood musicale? Difficile direi almeno due. Vai. A naso, Vai. Il tema principale di Brucio nel vento, ok? Brucio nel vento, dove la tempora e il soundtrack costruita da entrambi, quindi non imposta dal regista, ma secondo quello che facevamo un po' da tempo, cioè quello di trovarsi insieme e definire un mondo acustico e timbrico, ma quanto mai fanno questo lavoro? È timbrico, e a proposito di questo film ambientato, no, nella Svizzera glaciale, però tutto un mondo che arriva da personaggi che arrivano dall'Europa dell'Est, quindi l'Est classico, ma l'urbe, cioè l'urbano contemporaneo, e lì quindi friggono i due mondi. Ma mi ricordo che ci siamo messi ad ascoltare i quartetti d'archi di Jan Acek, perché lui aveva detto questo mondo qua sì, piuttosto che questo, perché a lui interessavano molto questa cosa un po' mitteleuropea, però con un leggere deviazioni, no? Nell'ambito est di inizio Novecento. Io naturalmente l'ho sentita e poi l'ho declinata alla mia maniera. Abbiamo scelto la viola invece che il violoncello e abbiamo costruito una sorta di musica minimalista. Mi piace sentire anche la colonna sonora di In the Mood for Love di Umebayashi, che è molto barocca, ripetitiva, molto anche romantica, e quindi dovevamo mettere insieme un po' in modo crudo, romantico, urbano, eccetera eccetera. E lì c'è proprio un incipit melodico che secondo me nel tema del film, quando si intravedono entrambi anche i personaggi, lo si capisce subito. Comunque è il tema di Hier, che è il romanzo di Agatha Christopher da cui è stato tratto il film. È quello un tema, secondo me, a cui io sono molto affezionato e secondo me mi caratterizza abbastanza, soprattutto nell'unione di questi diversi mondi. L'altro tema invece si chiama il tema della cucina, o tema cucina, dal film Estômago vuol dire stomaco in brasiliano,
ed è un film tutto sulla cucina, dimenticare Cracco et Similia, cioè è un film dove ci si dà un sacco di mazzate, in cui cucina, sesso, prevaricazione, potere, violenza sono tutti insieme. Potrebbe più ricordare l'estetica greenawayana del cuoco, il ladro, sua moglie, l'amante, cioè quelle cose un po' anche cannibalesche e così via. E nel tema della cucina, che è quello che segue il nostro personaggio, che sembra un po' suonato, anche un po' stupido, in realtà non lo è affatto, è molto astuto, e quando lui cucina ho costruito questo tema facendo riferimento a un valzerino un po' elettrico che mi aveva dato il regista come sorgente musicale, non tanto da temporary sense ma proprio da input musicale. E poi mi aveva detto, sai, tra l'altro io siccome amo molto ancora Morricone e Rota, sappi che anche lo vedrai, è un po' grottesco questo film, ricorda anche un po' Fellini in certi momenti, quindi mi piacerebbe che tu declinassi un po' quelle colonne sonore anni 70 che hanno fatto famoso nel mondo, lo dice un brasiliano, il cinema e la musica per il cinema italiano. Vorrei che declinassi quella cosa, e quel tema, il tema della cucina, che è fatto tutto da intervalli cromatici e piccoli e salti di sesta, ricorda moltissimo la scrittura cromatica del Nino Rota felliniano. Quindi il tema cucina, credo che online esista anche una versione per pianoforte solo, che è quella da cui io poi sono partito, proprio a dita singole, neanche armonizzate, cioè neanche ad accordi, poi c'è neanche una versione accordale super armonizzata. E credo che recentemente un ascoltatore di YouTube mi ha chiesto se potevo mandargli la partitura, e gli ho inviato, ovviamente gratuitamente, la partitura base della traccia di pianoforte del tema cucina di Stomaco. Prima di andare a concludere, ci tenevo a chiederti, visto la tua grandissima conoscenza della musica, tout court, di tutti gli studi che hai fatto, di tutto quello che tu insegni, di tutto quello che tu vivi musicalmente e di quello che scrivi, oggi com'è la musica? Attenzione, questa è marzulliana forte, certo. Lo sai, no? Sì. Che tu sei conscio conscio di averti fatto una domanda complicatissima. Che ti sono cresciuti i capelli un po' così, sì. Esatto, non è belli come i tuoi, però. Dico, però ti sono cresciuti marzullianamente parlando, ti sono cresciuti un po'. Allora, com'è la musica oggi? Aiuto! Abbiamo un'altra oretta e mezza. Allora, sì. io ascolto ancora tantissima musica oggi, punto. Già questa è una risposta, potrebbe essere. Però che io trovi musica nuova, sorprendente, mi dispiace raga, no, non è possibile, non c'è. È sviluppo e contaminazione di cose che sono già successe, ok? Cioè facciamo conto che la musica è fatta, che ne so, dico a caso, da 100 variabili, e stanno mettendosi in comunicazione le 100 variabili in tutte le sue possibilità, il che vuol dire che non è che se metto variabile 97, 14, 32 ho una nuova musica, ma ovviamente è una musica fatta di combinazioni. Allora, probabilmente, io questo me lo dico già un po' da anni, siamo in un momento di transizione tecnologica, lasciamo perdere l'intelligenza artificiale che per ora è ancora ai primi vagiti, per cui io non riesco neanche a parlarne, perché so benissimo che siamo ai primi vagiti di questa tecnologia, e quindi siamo in un momento di transizione per cui verosimilmente ci sarà uno scarto, forse anche tecnologico, epocale, per avere una nuova musica, perché magari sarà una musica in cui ci impianteremo dei sensori nel cervello e non la prenderemmo, non la assimileremo solamente da un punto di vista acustico, ma anche interno, con altre, no? Che va direttamente, che ne so. E quindi sarà una musica diversa, probabilmente, magari di matrice più elettronica o elettroacustica, questo non so, ma stiamo aspettando, cioè io come sempre nel mondo della musica sperimentale, generalmente, passatemi il termine, so che magari qualcuno storce il naso, negli ambienti colti della musica classica contemporanea è dove hanno avanzato le più alte, no, possibili sperimentazioni.
È come nel rapporto, non so, della medicina, ci sono gli sperimentatori che sono puri sperimentatori. Ma c'è anche in altri generi, sì, certamente, c'è anche nel rock, nell'elettronica cosiddetta, eccetera, eccetera, c'è grande sperimentazione, ma come hanno fatto negli ultimi 50-60 anni i compositori e le compositrici di musica colta, nessuno ha fatto. Ok? E apro subito una parentesi: se noi ci fermassimo e mettessimo, no, sul video cronologico della musica, pausa, e ci andiamo a rispolverare nel Novecento cosa è stato fatto, così velocissimamente assimilato, e ce lo andiamo a riascoltare e a selezionare meglio, ecco, daremmo al tempo nostro il tempo di poter capire cosa è successo veramente, perché in questo voglia di stupire in continuazione ci siamo persi dei pezzi per strada, perché io spesso e volentieri, quando faccio sentire non solo i miei allievi ma anche i miei collaboratori, compositori, tantissimi su questo divano dove è seduto Massimo, ci sono seduti musicisti eccezionali di tutto il mondo, a cui io facevo sentire delle cose, ma non di adesso, di 30 anni fa, di 40 anni fa, dicevano: ma questa da dove cazzo salta fuori, scusate la parola, perché così, where the fuck, cioè nel senso, ma da dove? Perché dico? Perché ce le siamo perse per strada, cari, perché troppo veloce. Quindi secondo me ci sarebbe da fare: uno, pausa e ascoltiamo meglio quello che è successo. Sembra un discorso conservatore, ma guardate bene, non lo è. Sentiamo meglio quello che è successo e cominciamo a capire meglio cosa vuol dire musica elettronica, elettroacustica, seriale, che ci piaccia o meno, non c'è importanza che ci piaccia o meno, ma capirla, e la spettralista, e la microtonale, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere tutto questo mondo qua. Andiamo a vedere anche le varie sperimentazioni che sono state fatte in mondi meno colti, nell'ambito del rock, jazz dico meno colti, ma per me sono le mie musiche preferite, quindi badate bene, non sono parruccone, anche se sembra, perché io seguo la musica, no, non è quello il punto. Quindi del jazz, del free jazz, della sperimentazione, dell'improvvisazione radicale. Ecco, io molte delle mie colonne sonore fa ridere perché spesso mi chiedono: ma mi porti le tue partiture? E io mi viene da ridere, mi sono anche un po' imbarazzato, perché dico: guardate, partiture, qua sono 4 pagine, poi ne ho scritte altre 3, perché poi vado in studio con la mente molto chiara, ho fatto le mie belle prove a casa e faccio improvvisare quel musicista, quella musicista, li metto li interrelaziono, li tratto elettronicamente, gli faccio risentire la cosa, suonami sopra questo, eccetera. Quindi le mie ricerche di improvvisazione radicale elettroacustica che faccio magari nella mia musica assoluta, me le porto all'interno di una musica che invece non deve essere così sperimentale, e che quando uno magari l'ascolta alla fine dice: ma perché è sperimentale questo? No, ma l'ho fatto attraverso delle tecniche sperimentali. Questo è tutto un altro pianeta, ok? Quindi arrivare a realizzare meglio tutto quello che c'è stato ad oggi è la prima cosa. Dopodiché, vogliamo andare avanti? Benissimo, andiamo avanti, ma andare avanti dopo che è stata fatta il taglio nella tela, la merda d'artista, è difficile anche andare avanti, cioè, voglio dire, cosa dobbiamo fare ancora? È solo una contaminazione, diventa di stili, di arti, quindi no, la famosa metalinguismo, per cui multiformato, immagine insieme a odore, anche John Waters, no, nei film poliesteri in odorama aveva già tentato un bel po' di anni fa, cioè diversi sensi coinvolti, tatto, vista, udito, eccetera, benissimo, e forse il futuro sarà quello appunto dell'innesto direttamente nel corpo di dei particolari sensori che ti buttano dentro sensazioni musicali, costruzioni musicali o multimediali, o non lo so, ma la musica come oggi non è che ha grandissimi termini di sviluppo, però a mio avviso è ancora interessante, perché c'è talmente tanta roba da scoprire di quello che è successo negli ultimi 120 anni che ne abbiamo per gli altri prossimi 100, quindi stiamo tranquilli. Se fosse per quello, è che noi stiamo sempre rincorrendo perché dobbiamo farla nuova, ma il nuovo c'è appena stato e non l'abbiamo neanche visto passare, ci è passato davanti come un treno in piena corsa. E che cosa ho visto? Sì, ho visto un vagone, ma non hai visto che gente c'era dentro, dove cazzo stava andando sto treno? Non hai visto niente, hai visto solo il vagone passare. E molta della musica che abbiamo sentito in questi anni è un po' passata così. Quello che mi interessa, e quindi finisco la tua, scusa sono stato un po' lungo, la domanda è questo, cioè per esempio, faccio un esempio così forse molti capiscono.
all'interno degli anni 60 e 70, è la tua epoca? No, negli anni 60 avevo 3 anni, negli anni 70 te avevo 13, 14, quindi non era la mia epoca musicale, non sono i meravigliosi anni 60 di Gianni Minà, quindi non era, però obiettivamente riconosco che è stato per un certo tipo di musica classica compresa, l'Eldorado della sperimentazione, non ce n'è di santi, 60 e 70, tutti i grandi artisti hanno fatto. E dopodiché c'è stato solamente reiterazioni, è come un grande eco, una grande eco di quello che è stato fatto negli anni 60 e negli anni 70. Benissimo, allora uno dice, e quindi anni 80, restaurazione, suoni di plastica, anche bruttini, spesso e volentieri, poi 90, riscoperta del rock, di grunge, eccetera, eccetera, quindi riscoperta di cose che c'erano già negli anni 70, col punk, eccetera, eccetera, riprodotte e anche un po' più smussate, se vogliamo, e così via, benissimo. E uno potrebbe dirmi, quindi uno ascolta la musica negli anni 60 e 70, è finita. E no! E quello è il bello, perché io dico, negli anni 80 c'è molta musica, secondo me, che è veramente trash e fuffa totale, ma gli anni 80 e 90, per esempio, hanno permesso a tutti quegli artisti che hanno dovuto assimilare le sperimentazioni degli anni 60 e 70, anche quelle più radicali e quelle anche obiettivamente più intoccabili, se vogliamo, anche molto provocatorie, ok? Da Cage che ti sovrappone 5-6 orchestre di a radio e viene fuori, chiaramente è un gran bordello aleatorio che è un'idea meravigliosa, ma voglio vedere che ve l'ascoltate per 3 ore di fila così attenti davanti al coso, o siete pazzi o vi siete presi delle droghe importanti, no? Allora, quindi però quella scoperta lì è fantastica, cioè che già fece appunto Ice, già citato, negli anni 20, anzi forse anche 10, sovrapponendo 3 orchestre, quindi non è niente si inventa, però già per esempio oggi permettersi di poter ascoltare negli anni 80 che cosa succede? Ecco, volevo lanciarmi, che molti artisti hanno cominciato a fare proprie le scoperte super radicali degli anni 60 e 70 e hanno sviluppato delle musiche più digeribili, passatemi il termine, ok? E hanno fatto sì che questa sperimentazione fosse più esteticamente interessante, anche non solo dopo 2 minuti in cui ho detto bella l'idea di mettere 3 orchestre insieme e ho capito, adesso dopo 2 minuti però resta ancora interessante dopo avermi buttato questa idea. Ecco, molti artisti a partire dagli anni 80, soprattutto gli artisti magari meno gli ascoltatori, ma soprattutto hanno cominciato a rendere queste scoperte più appetibili. Non vuol dire che le hanno tradite, le hanno rese più appetibili, le hanno rese più concrete, diciamo così, meno sperimentali, esattamente come nella medicina. Fai delle scoperte mostruose, poi per applicarle alla cura dell'essere umano ne tiri fuori 3 su 3000, ok? Che sono la sintesi di quelle 3000 ricerche che hai fatto. E nella musica potrebbe essere un pochino la stessa cosa. Quindi la musica oggi io ne ascolto ancora tanta perché secondo me ci sono ancora degli autori e delle autrici che proprio rifacendosi a scoperte passate restituiscono la loro visione attraverso anche una contemporaneità di quelle scoperte senza inventarsi nulla di veramente nuovo, ma restituendo appunto il loro tempo, declinando quello che hanno sentito nel passato e restituendolo a magari i giovani che del passato non sanno una cippa. Concordo con la frase finale, e non sanno una cippa. Senti, invece, visto che tu sei non solo un compositore, ma soprattutto un ricercatore e poi uno studioso, e nonché docente, e io vorrei essere tuo alunno, sappilo. Grazie. Domanda finale, sì, che è sempre quella che mette in crisi tutti, ma tu la sai già perché te l'ho già preannunciata. Beh, io me la sono dimenticata. Perfetto. Perché noi con Soundtrack City siamo collegati alla radio. Certamente. Quindi mi dovresti dire, elargire, secondo te, qual è una canzone originale per film o per serie TV, vedi tu? Comunque sei onnivoro, te la puoi giocare alla grande. Una canzone originale, non tua ovviamente, che ti è rimasta particolarmente impressa. Per quale motivo? La canzone di un film di Altman, non particolarmente riuscito secondo me, che è Popeye,
quello con Robin Williams e la Duval. La Duval, esatto. Che poveretta è morta da poco, tra l'altro. Poverina, certo. È stata ripresa quella canzone lì, non in quel film, è stata composta per quel film, ed è stata ripresa in un film che in italiano ha un titolo terrificante, che è Ubriaco d'amore, sì. Drunk Love, di Paul Thomas Anderson. È stata ripresa e ricoverizzata, nel senso un po' rimanipolata dal compositore bravissimo John Bryan, quello che ha fatto anche Se mi lasci di cancello, altro titolo allucinante, orribile, ma lasciamo perdere, e è stata ripresa per questo film. Quindi quella canzone lì, scritta per un altro film, è una cosa stranissima. Tu scrivi una canzone per un film che comunque è visto da tante persone, poi la riprendi e non la citi pura, ma la fai ritoccare al compositore della colonna sonora originale e diventa, secondo me, in quel film lì fantastica. I Need You, se non sbaglio, si chiama. I need you, ma dice I need you o forse dice un altro verbo, non mi ricordo, però quella canzone lì secondo me è strepitosa, col piano honky tonk, che comunque appunto arriva da un altro film e poi diventa la canzone più importante di questo film. Non so quante altre volte sia successo nella storia del cinema, ma questo è. Bene, questa non ce l'aveva mai detta nessuno, e quindi però io faccio una cosa in questo momento. Sì. Perché mi mostro accanto a Giovanni, perché ci tenevo a salutarlo di persona personalmente, certo, e soprattutto lo ringrazio per essere stato nostro ospite, ma perché mi sono fatto portare da uno, i suoi CD, perché sono anziano, perché mi devo fare autografare. Okay. No, ringrazio veramente Giovanni, grazie è stata un'intervista bellissima, sappilo. Grazie mille. Grazie veramente. E poi finiamo con Popeye e con Ubriaco d'amore, quindi meglio di così. E qui quello che ho detto, qui lo dico e qui lo nego, ovviamente. Certo. O lo anneghi. O lo annego anche, essendo friulano lo annego. Benissimo, arrivederci. Ciao.